Alla fine abbiamo scoperto che c'era il sentiero, come io potevo sospettare. Infatti mi è venuto il dubbio che ci fosse un sentiero, perché comunque è un nuraghe segnalato, però non era indicato nella strada, non c'era scritto assolutamente, quindi turisticamente comunque è un nuraghe poco conosciuto. Bene, io mi sono ammazzato, però ho scoperto com'è il territorio. Non l'avrei mai scoperto se avessi fatto questo sentiero. Sarei arrivato già lì, sarei già andato via, l'avrei già visto, ma non avrei compreso il territorio, non avrei compreso la foresta, non avrei compreso l'habitat, e poi non avrei neanche scoperto che è pieno di asparagi, e non avete idea quanti asparagi ho dovuto lasciare, giganteschi, che a quest'ora ne sarei a chili, ce ne sarebbero, perché io dove sono passato io non è passato nessuno da tempo, perché veramente solo i cinghiali, solo gli animali potevano passare dove sono passato io. In ogni caso io poi ho visto comunque dei preinsediamenti, come vi ho indicato, vi ho mostrato nei video, nelle immagini precedenti, che nessuno quasi hanno visto negli ultimi tempi, perché insomma solo chi è di questi posti li conosce e sa che ci sono, ma non penso che nessun altro li possa conoscere. Quindi adesso bello, cosa un falco. Adesso andrò velocemente a vedere il nuraghe, c'è il sentiero, ho finito di tribolare, meno male, però me la sono meritata e ho fatto bene a fare così. Molti diranno che ho fatto una cavolata, che sono un cretino, che dovevo documentarmi prima, chiedere, invece no, ho fatto bene, perché io conosco, ho delle acquisizioni del territorio che la gente comune non ha, e so come è fatto il territorio, so come sono le piante, e qui non mi potrò più perdere, perché io ho memorizzato il posto, cosa che un sentiero non ti permette di fare, perché il sentiero è obbligato e non ti permette di esplorare la zona. Questa è la filosofia di Schiffer, che è una filosofia non semplice da accettare all'inizio, ma alla fine le cose vi verranno molto più facili, molto più facili. Stiamo avviando praticamente al tratto finale, siamo praticamente giunti al nuraghe Ciligianu o Siligianu, posto bellissimo. Gli insediamenti erano più grandi del nuraghe in sé, insediamenti che potrebbero essere successivi o addirittura anche più antichi. Due belli asparagi che mi prenderò quando tornerò, perché adesso non mi posso trattenere. Vado subito a vedere il sito, se no non faccio a tempo a vedere nient'altro. Ma il piacere, la bellezza, guardate il paesaggio, guardate i colori, che belli, guardate la natura, guardate il panorama, ragazzi. Voi direte, mi sono spaccato per niente. No, come dicevo prima, non mi sono spaccato per niente. Intanto ho scoperto che l'insediamento è molto più grande, potrebbe essere più antico addirittura di questo nuraghe, che poi andremo a vedere dopo, vi descriverò, ma potrebbe essere anche successivo. Ritorniamo al discorso di prima, eccolo qua il nuraghe, siamo arrivati. Ritorniamo al discorso di prima. Di solito i nuraghe venivano costruiti nelle alture, perché erano come delle fortezze, erano come delle torri, delle roccaforti, dei castelli, dei piccoli castelli, dei torrioni. Non c'è rimasto molto di questo nuraghe, però qui c'è una croce, però devo dire che merita, perché c'è un bellissimo panorama. Vedete, si di qua e là dietro, e dietro questa montagna. Io sono sopra il nuraghe adesso, in questo momento, il nuraghe di Ciligianu. Vedete, a forma circolare, a pianta circolare, come era tipico del nuraghe, costruiti nelle alture, e chissà, magari può darsi che ce ne siano anche altri rimasugli. Quello che io ho visto sotto sicuramente era un rimasuglio di un'altra costruzione. Dobbiamo capire
anche la datazione. Chiaramente non avendo gli strumenti, non avendo proprio i mezzi tecnici per capirlo, bisogna informarsi. Lì c'è un sentiero, vediamo un attimo. Non abbiamo gli strumenti, ecco, come dicevo io nella regola d'oro numero 9, informarsi dopo. Perché adesso io sto acquisendo questi dati, cercando di sforzare la mente, capendo da solo com'è andata la storia. Poi mi documento, poi posso sbagliare, poi posso dire anche cavolate, ma mi documento. Intanto io ho fatto lavorare il cervello, ho fatto lavorare la mia testa, ho fatto lavorare anche il mio quoziente di intelligenza, la mia memoria e la mia capacità visiva, tattile e anche dell'olfatto addirittura. In questo caso l'olfatto non c'entra, però in altre situazioni anche l'olfatto entra in gioco. Sembra una cosa assurda, ma è così. Andiamo a vedere qua, qui c'è la croce, bellissimo panorama. Quella dovrebbe essere Utah, la città di Utah. No, forse Villa Speciosa. No, forse Villa Speciosa. Utah è più lontano, vediamo. Comunque è un insediamento più grande questo. Questa diciamo che era la parte principale. Qua c'è una pietra squadrata. È un nuraghe insomma molto rovinato, c'è rimasto ben poco. Se avessero fatto la strada che ho fatto io, molti si sarebbero ammazzati, ma non tutti sono capaci di fare quello che faccio io. Questo è assodato, non è che mi stia dando delle arie, ma sinceramente solo gli appassionati fanno quello che faccio io. E dove sono passato io tante persone non sono passate, molte persone non sono passate. Qui mettiamo le pietre. E questo è quanto. Questo è il nuraghe di Ciligiano, non c'è rimasto molto. Adesso andiamo a vedere davanti, però io dico che ne valsa la pena lo stesso, perché comunque è un valore storico, archeologico importante. I nuraghe in Sardegna sono quasi, forse anche più di 10.000, sono 9.000 e non so quanti. C'è un famoso sito molto, molto ben fatto, molto allestito da persone competenti, professioniste, Nurnet, la rete dei nuraghi. Vi invito a consultarlo, a visionarlo, e là troverete tantissime informazioni archeologiche, storiche e anche antropologiche della Sardegna, soprattutto per quanto riguarda i nuraghe, ma non solo i nuraghe, anche i posti sacri, i templi cartaginesi, la dominazione fenicia e poi anche il periodo prenuragico.